Noi in diretta con Focus TG vediamo la politica, una novità che riguarda un movimento che ha lanciato recentemente il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, e si sta procedendo anche ad organizzare questo movimento in Veneto e si dice che potrebbe diventare a novembre un partito. Sentiamo Nicola Zanetti. Quello che è nato ormai un anno fa come movimento culturale e si sta trasformandosi in movimento politico. Se Vannacci sarà o meno l'uomo di punta non è ancora dato sapere, ma l'ispirazione è chiaramente identitaria. Il nome del partito è ancora tutto da creare e non sarà probabilmente quello del movimento culturale dal quale prende origine, quel Il mondo al contrario che fa dei 12 capitoli dell'omonimo libro del generale il manifesto fondante. A Grosseto in novembre il congresso che farà nascere la creatura politica legata a doppio filo al personaggio più discusso degli ultimi mesi, capace di fare incetta di voti alle europee in seno alla Lega, ma da indipendente. 500.000 voti pronti a essere replicati in futuro, lontani dalle bandiere del Carroccio. Le 72.000 preferenze di Vannacci in Veneto sono tutte nostre, spiega con orgoglio il responsabile regionale veneto Levis Trevisan, veterano dei Vigili del Fuoco di Venezia. Uno dei coordinatori territoriali guidati dal responsabile a nord-est, il giornalista e blogger Marco Belviso. Insomma, il movimento culturale con tanto di pagina Facebook di supporto, gli amici del nord-est per Vannacci, con o senza X a ricordare la 10ª Mas, si è ormai radicato nel territorio e punta a scendere in campo, magari rintuzzando i malumori dei leghisti. Il bacino elettorale di questo partito potenzialmente esiste. Ovviamente il grosso delle persone che hanno votato Vannacci nella Lega non avrebbero mai votato Lega se non ci fosse stato Vannacci. Questo è sicuro. Nel Triveneto, dove ci sono Zaia e Federica, sono state le due regioni dove gli stessi governatori hanno dato indicazioni di voto non certo a favore di Vannacci, quindi che il rapporto non sia idilliaco fra i governatori e Vannacci è sicuro. Poi sappiamo bene che nella Lega c'è una componente salviniana e una componente critica col segretario. I mal di pancia nel Carroccio ci sono, inutile negarlo, con più di un leghista convinto di aver allevato una serpe in seno, anche se Vannacci è atteso come ospite sul palco di Pontida il 6 ottobre. Ma per il futuro partito il messaggio al centrodestra è chiaro. Sicuramente c'è bisogno anche di ideologia, mi pare che, e di coerenza. Mi pare che fino adesso coerenza e ideologia siano mancate nel centrodestra, perché non è possibile, voglio dire, che rispetto ai tanti proclami che vengono fatti in campagna elettorale, all'indomani, quando si vince, tutte queste promesse vanno in dimenticatoio. Omofobia, razzismo e fascismo, le accuse che il movimento ormai quasi partito è deciso a rigettare. Non siamo assolutamente di estrema destra, siamo un movimento culturale di persone, voglio dire, che è piuttosto eterogeneo. Se poi quella X che faceva riferimento nel pensiero di Vannacci alla 10ª, non quella fascista, ma a un altro tipo di 10ª, va a preoccupare tanto, voglio dire, i sogni o la tranquillità dell'Ampi. Pensare ancora ai sommergibili di 100 anni fa mi sembra veramente un segno di resa. E di questa iniziativa del generale Vannacci abbiamo parlato anche ieri sera a Focus. Tra gli altri ospiti c'era Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Sentiamo cosa ha detto. Devo dire la verità, francamente non mi importa nulla di quello che può fare Vannacci. Per me è stato un espediente utilizzato da Salvini per recuperare e rastremare su qualche voto che poteva servire alla Lega per tener botta in un momento di crisi, ma non ci vedo nulla di organico fra le posizioni del generale Vannacci e quelle che la Lega interpreta da oltre 30 anni. La Lega è un movimento federalista nella sua essenza, che in questo momento si sta accontentando di una battaglia per il decentramento amministrativo, perché questo passa il convento con la riforma al capo quinto della Costituzione, ma ormai ci stiamo abituando a paradossi sempre più grandi e sempre più ridicoli. Non dimentichiamoci che i paradossi sono estremamente utili. In logica indicano che un sistema formale ha qualche baco, ha qualche buco che non funziona. In politica, sul piano pragmatico, significa che il fascio di idee che dovrebbe stare alla base dei movimenti politici
si è dissociato e quindi ci sono spazi anche per gli avventurieri tipo Vannacci. Adesso diciamo ci sono spazi anche per gli avventurieri come Vannacci, ha detto ieri sera Marzio Favero a Focus, e ci sarà ai primi di settembre a Treviso la festa democratica del PD dal 3 all'8 settembre tra i big attesi, la segretaria Elly Schlein e anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sentiamo. Verrà dalla Schlein, che è l'appuntamento, come dire, clou della festa, ma anche Bonaccini, che è presidente del partito, e poi avremo anche De Luca. Ci aspettiamo scintille, perché De Luca, insomma, è un personaggio che può essere anche, come dire, attirare molto, perché è un personaggio un po' particolare. Aspettiamo tutti i trevigiani. Dal 3 all'8 settembre in Prato della Fiera, per la tradizionale festa democratica organizzata dal PD, sarà presente, oltre a tutto lo Stato Maggiore della politica nazionale, anche Alessandra Moretti, riconfermata a Bruxelles, Chiara Braga, capogruppo PD in Parlamento, Rachele Scarpa, deputata trevigiana, Andrea Martella, senatore e segretario PD regionale, coordinati dal segretario cittadino Giovanni Tonella. Banchetti, dibattiti, cinema all'aperto, stand gastronomici con panini e fritti preparati dai militanti, ma soprattutto tanti temi sui quali confrontarsi. Parleremo anche di donne, perché è anche ora di dire che, insomma, le donne devono avere un loro spazio, e soprattutto parleremo anche di violenza contro le donne, che è un altro tema di cui si parla tanto ma purtroppo non si risolve nulla, e quindi ci saranno dibattiti molto importanti anche sui giovani, sull'ambiente, ma insomma con nomi che attireranno molto. Proprio sulle donne qualche giorno fa Tocchetto si era sbilanciata dicendo che anche Treviso sarebbe pronta per un sindaco donna. Credo che il futuro è donna, lo dimostrano le tante sindache, voglio citarne due o tre, che sono la Barazza, la Stocco e la Balliana, che sono donne sindache che stanno lavorando benissimo. Ecco, Treviso può rompere questo tabù portando una donna, dopo da sempre che non c'è mai stata, ad essere capo della città, e quindi quando ci saranno le elezioni nel 2028, se così andranno le cose, ci aspettiamo che ci sarà una candidatura a sindaco donna. Nel frattempo il PD è arrivato ad essere il primo partito cittadino, stando ai risultati delle europee, scalzando di fatto la Lega e Fratelli d'Italia. La ricetta è quella di lavorare tantissimo, di essere presenti sul territorio, ed è quello che stiamo facendo, e anche avere candidati competitivi come è stato alle europee, dove tutti abbiamo corso per i nostri candidati, e se tanti candidati portano tanti voti, quella è la ricetta. Poi da sempre noi siamo attenti all'ambiente, siamo attenti alle persone in difficoltà, vogliamo una città molto solidale e molto rispettosa dell'ambiente, e penso che questa può essere la ricetta anche delle future amministrative. A Padova, a un anno dall'installazione delle telecamere ai varchi per il controllo della zona a traffico limitato, si registra un picco di sanzioni. Sentiamo. Da 26.685 nei primi 4 mesi del 2023 a 60.967 nello stesso periodo del 2024. Sono quasi triplicate le sanzioni elevate dal Comune di Padova per l'infrazione dell'ingresso nella zona a traffico limitato del centro storico, effetto dell'installazione delle nuove telecamere aggiuntesi alle 18 già esistenti. Un fenomeno fisiologico, spiega l'amministrazione comunale. Fatto sta che le casse di Palazzo Moroni stanno beneficiando di questi numeri. Nel 2023 dalle multe sono derivati oltre 21 milioni di euro, il 30% in più della cifra incassata nel 2022, e la tendenza è confermata anche per il 2024. In aumento anche le contravvenzioni rilevate dai T-Red, che fotografano i furbetti che passano la strada con il rosso, mentre calano quelle legate agli autovelox, ormai ben conosciuti dagli automobilisti che si muovono a Padova. Ci sono novità per quanto riguarda la ZTL di Bassano del Grappa. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco Nicola Finco. La ZTL della discordia scalda il dibattito in città. Il punto in questione è il parcheggio per i motocicli in zona Terraglio, appena dopo il varco elettronico che segna l'inizio della zona a traffico limitato. La risposta adesso arriva direttamente dal primo cittadino. Preciso che questa è una situazione che ho ereditato, alcuni cittadini mi hanno fatto presente la cosa, tanto è vero che mi sono già mosso sia con il comandante della polizia locale ma anche con l'ufficio tecnico per trovare una soluzione.
I varchi con le telecamere di nuova generazione erano stati installati e attivati lo scorso novembre, compreso quello di via Bonamigo, che si trova ai margini del parcheggio per le moto, in una zona ricca di attività commerciali. Stiamo parlando di un lato di Piazza Terraglio, un lato dove ci sono anche diversi plateatici con attività di ristorazione, quindi l'idea nostra è di spostare lo stallo per le moto, perché in quanto non è il massimo mangiare all'aperto con i motorini o le moto che sgasano. Quindi troveremo nelle immediate vicinanze un posto adatto per lo stallo delle moto, anche per ovviare a questo problema che ci è stato presentato da alcuni cittadini. L'occhio elettronico c'è ancora, ma il sindaco si impegna a venire incontro ai motociclisti. Nel frattempo ho chiesto al comandante di trovare una soluzione per evitare che succedano dei fatti spiacevoli come quelli che abbiamo visto in questi giorni. Appena individuata la soluzione, chi vorrà parcheggiare la moto intorno a Terraglio potrà farlo senza timori di multe, ma c'è chi invece prova a fare il furbo. Abbiamo anche delle immagini dove alcune persone si lamentano di aver preso la multa solamente per aver parcheggiato, ma poi nei fatti sono persone che invece attraversavano il centro di Bassano con la ZTL attiva. Quindi ogni situazione va ovviamente misurata, va calibrata, però stiamo lavorando per risolvere quanto prima questa problematica. Il tema sarà infatti prontamente inserito all'ordine del giorno della Giunta Comunale di questo giovedì per mettere nero su bianco la tutela del centro e la continuità del servizio dato dai parcheggi. Servizio di Mirko Cavallin, e con la città di Bassano ancora semivuota arriva l'ultimo cantiere a ridosso del Ponte della Vittoria. Entro la fine di agosto sarà rifatta la pavimentazione in entrata e in uscita dal Ponte della Vittoria, completando così definitivamente l'opera e restituendo sicurezza e decoro a tutta l'area. Si tratta della chiusura proprio degli ultimi lavori che dobbiamo fare sul Ponte della Vittoria, cioè il raccordo tra le strade che stanno a destra e ad ovest rispetto al piano del ponte, che in questo momento presenta una disconnessione, e il rifacimento dei due passaggi pedonali sempre a destra e ad ovest, e la posa anche dell'illuminazione pubblica che servirà sia per la strada che anche per i pedoni. Da mercoledì 28 a venerdì 30 agosto, dalle 7:30 alle 18, il traffico veicolare sarà a senso unico alternato e gestito con la presenza di movieri. Oltre al fondo stradale sarà rinnovata tutta la segnaletica. Dopo l'asfaltatura vanno rifatte tutte le segnaletiche, le illuminazioni, sì che segnaletica orizzontale e verticale, con l'orizzontale con percorsi pedonali ad alta visibilità, questo perché siamo in due punti critici, meglio una visione in più che una in meno. Negli stessi giorni altri cantieri per la posa della fibra ottica saranno aperti con restringimento di carreggiata sul lato est di Viale De Gasperi, intersezione con Piazzale Cadorna. Stesso provvedimento, ma fino al 2 settembre, riguarda via Brocchi, via Raimondini, Piazzale Trento, via del Cristo, via Chini, via Emiliani, via Ognissanti, piazza Paolo VI e viale 11 febbraio. Per 2 giorni sarà anche chiuso il controviale est di Viale delle Fosse. Tra fine agosto e i primi di ottobre la posa di una canalizzazione comporterà la chiusura parziale di Contra San Giorgio e via San Vito. In via San Sebastiano ci sarà il divieto di transito, così come in via San Giovanni Bosco, dove si aggiunge anche la potatura di alberi di alto fusto che riguarderà anche via Col Moschin. Infine, il 2 settembre, per interventi di manutenzione ordinaria di un edificio, sarà chiusa via da Ponte con senso unico alternato sull'omonimo vicolo. E sempre a Bassano del Grappa uno dei punti dolenti è il trasporto scolastico. Adesso alla riapertura delle lezioni il consigliere Gianni Zen propone che se ne occupino seriamente le commissioni consigliari. A 3 settimane dall'avvio dell'anno scolastico si riapre il dibattito sul tema del trasporto. Molte scuole, ma non ancora tutte, hanno concentrato le lezioni su 5 giorni. I problemi del sovraffollamento dei mezzi, delle lunghe attese, specie nell'orario di rientro, e della viabilità cittadina stanno per ripresentarsi dopo la prima campanella. Quelle corse che fino ad oggi sono state critiche perché sovraffollate al mattino, pensiamo dalle 7:30 alle 8, credo che debbano essere monitorate, perché il tema della sicurezza è un tema che le famiglie considerano essenziale. Molti studenti già usano le biciclette per andare e tornare da scuola, ma secondo il consigliere Zen la rete di percorsi ciclabili non è ancora sufficiente, essendo irrisolti molti punti critici con gli incroci a raso. Io credo che un tavolo dei trasporti che discuta effettivamente, di solito si è sempre fatto così, che discuta di
queste scelte condivise tra amministrazione comunale, azienda dei trasporti e poi le scuole, insomma, penso sia più di un atto dovuto. Molte famiglie, specie nella scuola primaria e secondaria di primo grado, si danno una mano per il car sharing e risparmiare qualcosa sulle spese di trasporto. Rimangono alcuni punti critici per quanto riguarda la viabilità. E poi ci sono le situazioni di concentrazione del traffico, pensiamo al centro studi dove la situazione alle 8 di mattina e alle 13 di pomeriggio è problematica, quindi ci vuole, credo che le commissioni in qualche modo trasporti e istruzione abbiano da lavorare in questo periodo. Prima della pubblicità una notizia dalla prima pagina del giornale di Vicenza: tornano i treni tra Vicenza e Verona, ma saranno più lenti fino al 27 agosto. Come ricorderete, il traffico ferroviario tra Vicenza e Verona era stato sospeso il 31 luglio. Pubblicità e torniamo subito. È stata fissata per il 13 settembre in Veneto la riapertura delle scuole. Ci sono associazioni di docenti e sindacati che chiedono di fare slittare il via a ottobre. Noi siamo andati a sentire i cittadini. Tornare al 1° di ottobre, voi che cosa ne pensate? Amico, i così grandi ormai è quasi finito. Non so, può darsi, potrebbe essere anche una buona idea, come anche no, insomma, dipende quante vacanze chi fa durante l'anno. Se no bisognerebbe fare come nelle scuole che in Germania o in altri paesi, dove praticamente non fanno 3 mesi consecutivi di vacanze, ma le alternano diversamente. C'era un articolo l'altro giorno di un tedesco che si lamentava, abita a Torino, si lamentava del fatto di troppe vacanze lunghe e troppi compiti che gli danno che non dovrebbero darli. È vero che siamo una delle nazioni che ha come numero di giorni scolastici il maggior numero di giorni scolastici, però o che mettono altre, cioè che spartiscono meglio le vacanze, però non lo so, credo che sia solo andare a togliere i giorni scolastici. Noi ne abbiamo ancora piccolina, quindi non sappiamo bene come andrà, però penso che abbiano piacere che vadano a scuola, insomma, così i genitori sono più liberi, immagino. Quindi creerebbe un ulteriore disagio ai genitori che magari devono pensare a babysitter o cose del genere. Certo. Un figlio costa. Costa. È sempre bello avere figli, però c'è sempre l'altra faccia della medaglia che ci sono dei costi, insomma, ovviamente da sostenere. Per i genitori è un grosso disagio per chi lavora, quello sicuramente. Io resterei nel tradizionale. È meglio rimanere così com'è, secondo me, anche per me sì. Non cambiare niente. Per me non mi cambia tanto, però se dovesse aprire a ottobre meglio così. A Vicenza cantieri scolastici a pieno ritmo per un investimento di 50 milioni e si va verso l'inaugurazione di 3 nuove scuole. Luisa Bertini e Simone Squarcina sono andati a trovare il presidente della provincia Andrea Nardin. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico abbiamo voluto fare il punto della situazione, quindi la fotografia sui cantieri alle scuole della provincia. Siamo in compagnia del presidente della provincia Andrea Nardin. Quali gli investimenti e quali le scuole coinvolte? Credo che sia importante in questo momento fare il punto sugli investimenti anche per ribadire quella che è una competenza della provincia, appunto l'edilizia scolastica. Siamo orgogliosi di poter dire che abbiamo già circa 8 cantieri conclusi, di cui la maggior parte sono comunque soldi PNRR per circa 6 milioni di euro e a settembre ne inaugureremo altri 3 cantieri per 9 milioni di euro, sempre fondi PNRR. Quindi un complimento agli uffici della provincia che si dimostrano efficaci e efficienti nel poter spendere questi soldi importanti che sono arrivati e soprattutto spenderli in maniera utile. Numerosi poi gli interventi che proseguono nei nostri 130 istituti,
130 edifici che abbiamo per l'edilizia scolastica. Cantieri principali che rimangono da concludere e che proseguiranno sono 4 per circa 18 milioni di euro, ma complessivamente la provincia di Vicenza investe nell'edilizia scolastica 60 milioni di euro, di cui 30 grosso modo vengono da fondi PNRR, ma altri 30 in questi anni sono stati investiti con fondi propri. Ecco, ci saranno 3 importanti inaugurazioni. Sì, inaugurazioni importanti, in particolare pensiamo al Garbin, che si troverà ad avere un istituto completamente nuovo, al Canova qui a Vicenza con un auditorium completamente ristrutturato, rifatto a nuovo, e poi abbiamo un ampliamento dell'istituto del liceo Quadri, che vedrà avere nuove aule nella parte posteriore con una tecnologia particolarmente innovativa a risparmio energetico e anche particolarmente luminosa, perché hanno una vetrata particolarmente evidente, quindi questi studenti, ripeto, del ATN, quelli del Garbin, poi abbiamo quelli del Canova e quelli del liceo appunto Quadri di Vicenza, avranno strutture nuove, un allargamento. In particolare poi il Canova è all'interno di un complesso scolastico, di una cittadella degli studi, per cui questo auditorium bello, nuovo, ristrutturato sarà a servizio anche degli altri istituti della zona. Ecco, quindi l'avete sentita, questa è la panoramica a pochi giorni dall'inizio della scuola, ragazzi quindi pronti a tornare sui banchi. Io intanto ringrazio il nostro ospite Andrea Nardini. Grazie a Luisa Verdini e Simone Squarcina. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Montecchio Maggiore, dove c'è stato un summit dei sindaci sulla nuova rotatoria, e qui parliamo dell'ex casello. Vediamo. Summit dei sindaci di Montecchio, Brendola, Altavilla e Montebello, riuniti in provincia per un confronto con Autostrade Brescia-Padova per snocciolare le preoccupazioni relative alla nuova rotatoria in realizzazione all'ex casello di Montecchio Maggiore, tra la SP 500 Lonigo, SP 34 Melaro, via Battaglia e via Orna. Da sempre crocevia di lavoratori e mezzi che gravitano tra i 4 comuni. Preoccupazioni relative alla possibilità di un nuovo caos viabilità per la riduzione delle corsie ed eventuali intasamenti, tema sul quale oggi è arrivata però la rassicurazione. La rotatoria sarà a 2 corsie nella parte interna. Per quanto riguarda le corsie di accesso invece non è possibile in questo momento fare già un doppio accesso, quindi una corsia doppia nell'ingresso della rotatoria, ma questo verrà valutato successivamente con nuovi progetti. Opera che sarà conclusa entro la fine dell'anno, ma che apre un altro nodo da sciogliere, quello relativo alle piste ciclabili che connettono i comuni interessati dal tratto viario, sia per la funzione di collegamento per i lavoratori pendolari, sia per i turisti che vogliono recarsi nelle zone collinari. Piste ciclabili che di fatto si bloccano sullo snodo viario, per le quali la provincia intende avviare un tavolo tecnico e valutarne la fattibilità. C'è un tema di riuscire a collegarle, quindi su questo ci sarà un incontro tecnico i primi di settembre per valutare una fattibilità tecnica che mette in relazione quella che è la realizzazione della rotatoria con quelle che saranno le future piste ciclabili, capire soprattutto quelli che sono i costi di un'eventuale realizzazione di queste ciclovie. E sulle piste ciclabili sentiamo il parere dei sindaci. Noi abbiamo già la pista ciclabile per quanto riguarda il nostro territorio già fatta, mancano solo i allacciamenti con la rotatoria, quindi noi siamo di qua stamattina appunto per chiedere che venga completato questo progetto. Abbiamo parlato delle piste ciclopedonali e in questo momento non avendo nell'appalto iniziale considerata questa cosa, verrà ripresa successivamente insieme con la provincia e i 3 comuni che andranno a collegarsi, Altavilla, Montecchio e Brendola. Quindi abbiamo avuto la disponibilità sia di A4 per rivedere successivamente un progetto per far questo, e sia la provincia che ci ha dato la disponibilità e anche cercherà i fondi per la progettazione. Noi siamo tutti d'accordo nel chiedere, nel mettersi in convenzione anche per uno studio di fattibilità assieme alla provincia e far sì che effettivamente questa parte legata anche a società autostrade venga realizzata. Il nostro obiettivo è proprio quello di permettere anche a chi va a lavorare anche in altri comuni di spostarsi, ma non solo. La via, la ciclabile deve diventare un po' il modo per collegare anche i comuni tra loro e per far sì che ci sia una miglior viabilità, anche perché se usiamo la bicicletta non usiamo la macchina e di conseguenza è sicuramente meglio.
Vi aspettiamo stasera a Focus alle 21:15 con gli ospiti Paolo Benvenu, Marco Brigo, Maurizio Conte, Fabio Crea, Mario Fabris e Alessandro Manera. Tutto per questa edizione, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Italo Morao e buona giornata.